Allora, siamo sempre stati un po' pionieri, un po' di frontiera. Un po' abbiamo sempre anticipato i tempi, questa non è cosa buona per chi lavora nel mondo del marketing, stiamo man mano imparando perché la saggezza, un po' di capelli bianchi ti aiuta a migliorare quali sono gli errori che tutti facciamo e che riconoscendoli migliori. È vero che i tempi sono cambiati, in 30 anni sono cambiati tantissimi paradigmi sull'approccio poi di dispositivi, specialmente poi quando si parla di tecnologia, ma nell'ultimo periodo il ciclo è ancora più veloce. Faccia conto che negli ultimi 5-6 anni abbiamo cambiato il modello di business almeno 2 volte, cosa che era impossibile pensarlo 10-15 anni fa. Perché? Perché cambiano le necessità, cambiano le priorità. Pensiamo al periodo del Covid, cambiano tantissime le priorità delle persone, adesso si sta ritornando a normalità, però cambia anche la sensibilità. Qui si parla di impatto ambientale, si vede poi quelle che sono poi le conseguenze con la siccità, con il cambiamento climatico, eccetera. Quindi negli ultimi periodi ci siamo preoccupati essenzialmente di essere più proattivi su questi temi, anche perché l'elettronica è l'elemento che più inquina a livello mondiale. E da qui noi siamo partiti nel tempo, già dal 2017-2018, a pensare e ragionare che quello che facciamo ha un impatto nell'ambiente, un impatto nella società e nelle generazioni future. Poi c'è il problema delle materie prime, nessuno si preoccupa di queste materie prime che compongono le batterie, parliamo poi di mobilità elettrica, che impatto abbiano sull'ambiente. Con l'ultima nata che in Italy, che l'abbiamo poi presentata al Padiglione Italia al CES a Las Vegas, abbiamo presentato questa startup che si preoccupa di fare prodotti sostenibili, quindi addirittura le batterie non vengono utilizzate, noi ricaviamo energia dall'ambiente. Qui questo è un esempio di generazione di energia dai batteri del terreno. Ci sono praticamente delle fuel cell, come le chiamiamo, quindi si forma questo film sottile di batteri su questo elettrodo. Questi batteri che abbiamo già individuato col Dipartimento di Microbiologia di Napoli, del Federico II di Napoli, sono 2 ceppi batterici specifici che migrano degli elettroni, quindi generano questa corrente elettrica. La corrente elettrica come lo utilizziamo? Lo utilizziamo per trasmettere dei dati ambientali e di fare una domotica green. Questo è il primo impatto. Immaginate che un vaso come questo genera 20 milliwatt di energia elettrica. Dite, è pochissimo. Ecco, un metro cubo genera un watt. Un watt si può illuminare. Cioè stiamo arrivando ad efficienze veramente importanti. Questo è un addivenire, in questo momento è ancora un prototipo, stiamo modellando tutta la parte microbiologica, eccetera, però arriveremo a dare un kit di monitoraggio ambientale, quindi quantità di luce, temperatura, umidità, pressione, cioè avere uno strumento in casa che è generato dalla tua terra, dalla tua pianta. Come si vedeva prima, questo è un altro esempio di soluzione totalmente senza energia e senza batterie, ma questo oggetto trasmette fino a 500 metri tutti i suoi dati, che sono la nostra presenza qui, temperatura, umidità, pressione e il fatto che noi siamo presenti in questo ambiente. Questo cosa comporta? Comporta di automatizzare quei cicli di fruizione dell'ambiente, quindi se uno accende la luce ma c'è abbastanza luce, non ti permette di accendere la luce, oppure c'è del condizionamento, riscaldamento, ci sono le persone, i flussi sono di un certo tipo, non ci sono le persone, si mantengono con quel minimo di temperatura e di fruizione che è necessario. Risultato, si consuma di meno, si hanno risparmi energetici e poi a fine vita questo oggettino qui non usa tecnologia silicio, ma usiamo del PET su celle organiche, quindi a fine vita questo accumulatore ha la possibilità di essere messo nel compostabile. Lei immagina che una batteria a litio degrada naturalmente in migliaia di anni,
se non si va al riciclo, e in più inquina fortemente. Cioè quei pazzi, dico pazzi perché se sapessero cosa stanno facendo, che lanciano una semplice batteria ricaricabile in ambiente, inquina una quantità d'acqua inimmaginabile se magari è la sfortuna che la buttino sul ruscello. Questo è il tema delle batterie, per il quale bisogna avere una grande attenzione. Questa è tutta la nuova frontiera, compresa l'elettronica stampata, dove non ci sarà più la classica scheda che immaginate, che la vedete poi in tanti servizi, quelle verdi con tutti i componenti sopra, ma sarà stampata su materiali come questi, che a fine vita li metti e li ricicli. Stiamo già lavorando su dei display che consumano praticamente nulla. Si arriverà a fare non ancora un chip vero e proprio, ma insieme a diversi dipartimenti universitari delle start-up veramente avanzate, valutate che sto parlando di Italia, non sto parlando di Giappone, Stati Uniti eccetera, quindi dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Man mano si vanno a fare delle funzioni ben più complesse e poter poi dire, quando ho un elemento di elettronica e devo pensare alla RAE, a tutta una serie di adempimenti, invece no, io ho finito, mi dura qui 2 o 3 anni, ho il mio bel sacchetto della plastica e questo si trasforma in graniglia per fare della plastica. In questo caso è PET, quindi quello che avete poi nelle bottiglie che bevete ogni giorno. Vedete che ho anche un certo entusiasmo in queste cose perché sai che tecnologicamente va a impattare positivamente e risolvere dei problemi, che è un po' il DNA di Check-up, quando da giovincelli siamo partiti oltre 30 anni fa, ad essere anche un po' sognatori. Questo sì, perché tutti gli imprenditori sono un po' sognatori, però è altrettanto vero che ci piace vedere una cosa che aiuta poi la vita quotidiana delle persone.